Sul Gazzettino di oggi c'è un articolo molto interessante che parla della mareggiata sull'arenile di Jesolo, che sono stati anche loro colpiti in maniera molto dura e parla veramente di tratte di spiaggia molto erosa e dovranno fare il bilancio dei danni quando il maltempo sarà un po' terminato, anche se già oggi la giornata va verso il bello. La cosa però interessante di questo articolo è l'intervento che viene ripreso appunto dal Gazzettino con il giornalista firma GB Bab, quindi sarà, scusate, Giuseppe Babbo, e in cui il sindaco di Jesolo, De Zotti, praticamente afferma che per quanto riguarda il ripascimento avranno ingenti risorse sia per il fatto che ci sono dei cantieri che hanno devono utilizzare la sabbia, quindi avranno questo materiale da poter utilizzare per il ripascimento, ma anche perché i concessionari che hanno aderito alla legge 33 hanno investito parla di 10 milioni di euro per fare il ripascimento. Allora, la legge regionale 33 del Veneto è quella legge che molte altre regioni ci hanno invidiato, il Veneto è stato apripista. Queste cose ce l'hai dette tantissime volte il presidente di Ascolo, Giorgio Bellemo. Praticamente aderisce ai criteri della Bolkestein, quindi c'è la messa a bando, a gara delle concessioni pubbliche, quindi chiunque può partecipare, e chi fa il piano per il rinnovo della concessione fa un progetto di investimento di cui il 40% può essere per opere compensative che riguardano appunto l'arenile e la sicurezza della spiaggia. In questo caso gli operatori, sapete, in questo momento a Jesolo ci sono un po' di polemiche per tutta una serie di rinnovo delle concessioni, ma su questo non entriamo nel merito, ci sono altri deputati molto più informati e più addetti ai lavori, ma quello che è importante è che a Jesolo, utilizzando questa legge che da una parte permette agli imprenditori balneari di avere la sicurezza di avere un certo periodo di tempo per poter investire, quindi non vivere con la spada di Damocle, che significa azzerare gli investimenti e non avere sicurezza, non avere sicurezza e quindi di conseguenza azzerare gli investimenti, e quindi è sinceramente un'operazione ottima e molto adeguata proprio al nostro territorio. A Chioggia questa cosa ancora non c'è e quindi io sospetto che gli uffici ci stiano già lavorando, perché, ripeto, mutuando quello che ha detto tante volte Giorgio Bellemo, ci sono, oltre ad esserci stabilimenti che hanno appena investito, quindi non è che possono investire ancora più di tanto, ma ci sono anche realtà piccole, il piccolo chiosco, come fa a fare un investimento? Quindi partecipando a un'operazione come questa ci sarebbero due piccioni con una fava, e quindi la possibilità di avere le risorse per fare gli investimenti adeguati per la salvaguardia dell'arenile, che non è solo un interesse degli operatori balneari ma di tutta la comunità. Ricordiamo per esempio Isola Verde, diciamo tante volte che lì la linea delle dune, dopo la linea delle dune ci sono 2 metri di discesa verso Calino, quindi se per caso un giorno il mare dovesse entrare fino alla Romea sarebbe tutto allagato. Questo potrebbe essere una cosa molto importante da fare anche per il nostro territorio, e speriamo che l'amministrazione comunale ci pensi in maniera anche molto veloce. Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.